con uno scopo e cerca il Signore. Questo potrebbe essere il titolo di questa sera. Vivi con uno scopo e cerca il Signore. Se sei alla ricerca di uno scopo, forse quello principale della tua vita, che scorre in qualche modo inesorabilmente, o forse cerchi risposte a delle domande esistenziali, questa sera avrai un'occasione per ritrovare o forse scoprire che lo scopo della vita umana si potrebbe sintetizzare in una relazione. Il riformatore Giovanni Calvino, vissuto nel Cinquecento, pilastro tra altri della riforma protestante, affermava che nella conoscenza di Dio conosciamo anche noi stessi. Pertanto, se vogliamo veramente conoscere noi stessi, chi siamo, da dove veniamo, qual è la direzione della nostra vita, dobbiamo incontrare Dio. Chi non vorrebbe conoscersi meglio? Allora questa sera, dando il benvenuto a ciascuno di voi, a chi ci segue sui nostri canali, ma anche a coloro che sono presenti in questa sala, questa sera leggeremo il Salmo 150 che conclude così: ogni creatura che respira lodi il Signore. Alleluia. Pertanto questo è un po' come dire, il ritmo, l'argomento che questa sera tratteremo. Le relazioni umane a volte ci deludono, altre ci sostengono. Tante situazioni nella nostra vita abbiamo sentito il supporto, il sostegno degli altri, ma ce n'è una che regge nel tempo, sostiene ogni nostra circostanza e offre struttura all'intera nostra esistenza. Quella con Dio è di gioire in Lui. Per gioire bisogna cantare insieme a tutta la creazione di Dio. È un linguaggio poetico quando leggiamo per esempio in Isaia, capitolo 55, versetto 12, l'autore dirà: sì, voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi, tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Sarà difficile vedere degli alberi che battono le mani, ma il senso è che la creazione di Dio è per la gloria di Dio e noi siamo dentro questa meravigliosa creazione. È un linguaggio poetico, ma il senso è chiaro. Nei piani di Dio c'è la promessa della gioia, poterla ricostituire dopo un periodo di difficoltà, come anche favorire uno stato di pace, una condizione di pace, assicurata, garantita da una relazione stabile nel tempo. È quella che vogliamo cercare questa sera. E nel momento in cui ciò avviene, la nostra risposta a questa libertà è l'adorazione. Pertanto stasera stiamo cercando la libertà in Cristo, ma questa libertà non ci lascia liberi, anzi ci condiziona in qualche modo nell'adorazione e soprattutto vivere con uno scopo. Vogliamo leggere insieme dalla parola del Signore il Salmo 150. Lode suprema a Dio è il suo titolo. Dalla parola di Dio, alleluia. Lodate Dio nel suo santuario. Lodatelo nella distesa ove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta. Lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba. Lodatelo con il salterio e la cetra. Lodatelo con il timpano e le danze. Lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cembali risonanti. Lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira lodi il Signore. Alleluia. Amen. Cosa ci trasmette questo salmo? Che conclude quello che chiamiamo salterio, ovvero tutta la raccolta dei salmi, che sono 150. E soprattutto un'altra domanda è: quale strada, quale percorso offre questo ultimo salmo prima di farci godere altri libri della Bibbia, come se fosse una porta d'uscita che ci porta in altri luoghi, in altri spazi di rivelazione.
qualche indicazione sulla struttura di tutto il Salterio, quindi facciamo adesso un volo ad alta quota velocemente. Allora possiamo dire che la prima parte dei Salmi è caratterizzata da tanti momenti di lamento. Beh, i lamenti ci sono. Chi non ha avuto un lamento nella vita? Chi non si è trovato in una situazione di difficoltà? Chi non ha discusso mai con Dio? Pertanto la prima parte del Salterio ha a che fare con questo lamento, proprio per riflettere sulla condizione umana e sulle difficoltà che incontriamo. La fede, chi crede, non si aliena da ciò che vive, che affronta ogni giorno, anzi la fede fornisce strumenti per affrontare le difficoltà. Allora le ragioni delle difficoltà rimangono nei buoni e giusti propositi di Dio, per quanto sia difficile accettarlo. Quindi le difficoltà rimangono nei buoni e giusti propositi di Dio, che ci insegna a trasformare i nostri perché o perché proprio a me, in come posso affrontare quella difficoltà, affinché quel lamento si trasformi in speranza. E questa sera vediamo proprio questo cambio di paradigma, cambio di tensione tra lamento e gioia, e quindi andando verso l'adorazione. E nel momento in cui si va verso la fine del Salterio, ecco che incominciamo a vedere, andare nella direzione della nostra riflessione, si incontrano salmi che indirizzano ad un cammino comunitario. Se ricorderete, abbiamo trattato i salmi di pellegrinaggio qualche settimana fa. Sono quei canti di pellegrinaggio, sono salmi che ci invitano a risolvere le varie questioni relazionali. Sì, perché le nostre vite sono fatte anche di tensioni reciproche. Non sempre si va d'accordo. A volte ci sono delle incomprensioni, delle parole di troppo, dei comportamenti che in qualche modo feriscono la sensibilità degli altri. Allora questo cammino verso Gerusalemme nelle 3 feste comandate, nelle 3 feste annuali, serviva proprio per riorientare il pensiero, riorientare la relazione. Quando le persone camminano a fianco hanno un grande desiderio di comunicare. Quando le persone camminano uno davanti all'altro è più difficile relazionarsi. Si sente già un'aria di tensione. Allora l'ultima sezione, che è quella di questa sera, è rivolta alla lode. E questa sera siamo dentro questa narrazione. In fin dei conti si parte con la sofferenza, si finisce con la gloria e con la speranza. Pertanto questa sera il messaggio è un messaggio di speranza. In questo salmo abbiamo diversi orientamenti riguardo alla lode, dove lodare Dio. Questo sarà il primo argomento che tratteremo questa sera. Perché lodare Dio? Secondo aspetto. Terzo aspetto, gli argomenti della lode. Cosa dirò al Signore? Ovvero, cosa vogliamo dire a Dio? Allora, partiamo dal dove lodare il Signore. C'è una mappa, c'è una geografia, c'è un contesto. Andiamo a vedere cosa ci dice il testo. Versetto 1. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa ove risplende la sua potenza. 2 indicazioni di luogo, santuario e distesa. Dove lodare Dio? È una questione molto importante. Il rischio è scindere, dividere gli ambiti, forse afferrarsi al pensiero greco che ci disorienta, ovvero scindere il sacro dal profano. Lodate Dio nel suo santuario. Dove si trova questo santuario? A Gerusalemme? A Istanbul? A Roma? Dove si trova questo santuario? Possiamo dare innanzitutto una definizione universale, perché tutto il creato, il cosmo, è il suo santuario. La sua dimora è molto più ampia dei nostri spazi ai quali gli abbiamo riservato la sua presenza. Possiamo anche dare una definizione locale, però. Abbiamo dato una definizione cosmica, possiamo dare anche una definizione locale, comunitaria. Questo è un santuario, questo è uno spazio sacro. E non solo perché ci sono delle mura, ma perché ci sono delle persone.
sono degli uomini e delle donne santificati dalla grazia di Dio, che sono tempio dello Spirito Santo. Allora vai in chiesa ed incontrati con i tuoi fratelli. Il culto comunitario è tanto necessario quanto centrale. Cerca la chiesa, cerca i credenti e nel santuario li potrai incontrare. Non sono come te li aspetti, non sono perfetti questi credenti, però vale la pena starci. Essi condividono con te lo stesso cammino. Vi ricordate i canti di pellegrinaggio? Bene, queste persone, questi fratelli, queste sorelle, questi bambini, queste persone anziane condividono lo stesso tuo cammino e vanno nella stessa tua direzione. Se dovessimo tornare ai salmi di pellegrinaggio contenuti nel Salterio, non erano gli stessi che camminavano verso Gerusalemme? Non erano quelli che hanno pianto insieme, hanno condiviso le loro emozioni, le esperienze della vita, gioiendo o piangendo insieme? Non erano quelli che avrebbero potuto rimuovere nel camminare insieme eventuali ostacoli? Sapete che camminare, anche nella psiche, quando noi camminiamo, facciamo passi, tanti passi, più aumentiamo i passi e più si abbassa il livello di tensione e riusciamo a risolvere i problemi meglio. Si abbattono i muri. È una sfida allora ad uscire di casa per andare al santuario. Il culto comunitario rimane centrale, insieme ad ogni forma di culto personale. Il culto comunitario è necessario ed è il risultato di un cammino che favorisce una distensione delle nostre relazioni conflittuali. Allora, rileggendo il versetto 1, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Ecco un altro luogo. Lodatelo e lodalo ovunque e in qualsiasi momento, in ogni luogo. E se in quel luogo non riesci a lodare, vuol dire che non è il tuo posto. Se in quel luogo non riesci a lodare il Signore, vuol dire che non è il tuo posto, il tuo spazio dove devi stare. La lode ha questa capacità di verificare gli spazi nei quali ci troviamo e aiutarci a renderli idonei oppure no. O siamo in grado di santificarli quei luoghi, o è meglio andar via. Domenica avremo un agape tutti insieme. Sono invitati anche coloro che ci seguono sui nostri canali e se lo vorranno sarà un momento nel quale ci sarà anche un pasto condiviso, delle bevande condivise. Il culto, quando si ritiene sia finito? Dopo i canti dell'adorazione? Prima della predicazione? Il culto non finisce mai. E quando non c'è culto nella nostra vita o in quell'ambito, Dio dov'è? Lodalo pertanto nella distesa, ove risplende la sua potenza. È una distesa, è uno spazio molto più ampio di quello che noi pensiamo. Dio riunisce tutto ciò che noi siamo portati a scindere. Perché lodare Dio? Versetto 2 ce lo dice. Lodatelo per le sue gesta. Lodatelo secondo la sua somma grandezza. Qui troviamo le ragioni della lode e sono almeno due. La prima riferisce alle sue caratteristiche, ovvero alle caratteristiche di Dio. Egli, il testo dice, che è sommamente grande, è grande sopra ogni grandezza. Nello stesso modo, il secondo elemento ci descrive la sua prossimità. Lodatelo per le sue gesta. Che cosa sono le gesta? In queste gesta c'è sia la sua provvidenza e sia la sua grazia. Quando penso alla redenzione, alla salvezza provveduta da Cristo, non è un gesto? Non sono le gesta di Dio quelle? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Ecco le sue gesta, la salvezza del suo popolo. Quando penso all'Esodo, all'uscita dall'Egitto, schiavi, resi liberi.
Quando penso alla croce, che nell'opera di Cristo ci lascia uscire dalla schiavitù del peccato, allora penso alle sue gesta, che sono atti eroici, che non è facile strapparci da una condizione di separazione da Dio, di peccato, e riportarci nella comunione, nella relazione con Lui. Sono tutti atti straordinari per tutti coloro che credono. Ecco perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. A cosa pensiamo quando cantiamo? Anche la domenica. A cosa pensiamo quando preghiamo? Anche nella comunità. Il salmista ci dice che dobbiamo ricordare per poter esternare a Dio la nostra lode, riconoscendo come Dio sia sempre stato attivo nella storia, come lo è ancora oggi. Egli è il creatore. Prendiamo queste caratteristiche che definiscono Dio. Egli è il creatore, sostenitore. Sostenere significa afferrare, accompagnare. Redentore, colui che salva, e giudice. In tutte queste sue caratteristiche siamo coinvolti anche noi. In tutte queste sue caratteristiche è presente il Figlio come Dio e come uomo dato a noi, dato alla nostra umanità, affinché ci sia adorazione. Salmo 150. Pertanto versetto 2 ci dice: lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. Quante volte ho riflettuto su questo, su di me, su di noi, è una domanda esistenziale. Quante volte ci ha fatto piacere essere apprezzati per qualcosa che abbiamo fatto? Perché non prenderci quel merito? Grazie Giovanni che hai sistemato stasera qualcosa per noi. Altre volte sono solo per essere amati principalmente per quello che siamo, non perché abbiamo fatto delle cose, ma volersi bene, come dice qualcuno, che stimiamo e amiamo. Volersi bene, abbracciarsi. Allora lo stesso è per Dio. Lo amiamo per quello che fa, per quello che è. Egli è sommamente grande. Ecco qui. Ci concentriamo molto più su quello che fa e meno per quello che è. Signore, ti lodo per la tua bontà. Signore, ti lodo per la tua fedeltà. Signore, ti lodo per il tuo amore che si è dimostrato nel dare tuo figlio a questa umanità e anche a me. Così dai perché della lode si passa ai come della lode. Come lodare? Come dovremmo lodarlo? Beh, ce lo dice il salmista nei versetti 3, 4 e 5 che rileggo con voi. Lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra. Pensatevi ogni strumento stasera. Lodatelo con il timpano e le danze, che ci sia qualcuno che danzi. Lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cembali risuonanti. Lodatelo con cembali squillanti. La prima immagine è quella di un'orchestra del suo tempo, chiaramente. Oggi ci sarebbero altri strumenti, tanti altri strumenti. Sarebbero anche questi. Tromba, salterio, cetra, timpano, strumenti a corda, flauto. Poi c'è anche un corpo danzante. Immaginate che c'è anche questa coreografia di danza. Allora sembra che ci sia una predilizione, possiamo dire così, un orientamento a sentire dei suoni, fondamentalmente. È come se l'adorazione è caratterizzata anche da suoni, da armonia. Non ci sono parole in questo momento, ci sono solo degli strumenti che suonano. Questo salmo è anche molto orchestrale, poco parlato. Questo per dirci che non necessariamente la lode è fatta solo di parole, di preghiera, è fatta anche da suoni, caratterizzata da suoni, vibrazioni, di armonie, di accordi, di note.
Allora mi sono chiesto, ma a cosa rimandava ogni strumento segnalato? Cioè, è un caso? Cosa portava? Quale storia narrava ogni strumento che è stato citato in questo salmo? Beh, vogliamo descrivere la tromba? Era lo strumento delle grandi occasioni. Ecco, quando c'era la tromba, quando si sentiva lo squillo di tromba, erano cose importanti, cose molto grandi, molto solenni, degli incontri religiosi. Il rientro dell'Arca dell'Alleanza di nuovo a Gerusalemme venne annunciato dallo squillo di una tromba. L'offerta dei sacrifici nel Tempio veniva annunciata dallo squillo di una tromba. La tromba veniva usata per le convocazioni assembleari. Le battaglie, le conquiste erano anticipate dal suono di una tromba. In fin dei conti, quella tromba nel culto avrebbe ricordato che Dio era lì in tutte le tappe del loro cammino. Perciò quando suona la tromba nel Salmo 150, Dio sta dicendo: sono stato sempre con voi. La tromba ci ricorda che è Dio che agisce nella nostra vita e che ci lascia avanzare nella vita, anche quando la vita ti ferisce. Le mura di Gerico sono crollate da degli strumenti che hanno suonato intorno a quelle mura. Pensiamo all'arpa e alla cetra, altri strumenti segnalati questa sera. Sono gli strumenti della gioia e della pace. Vi ricordate Davide quando suonava l'arpa e c'era il re Saul? Che faceva il re Saul? Si calmava? A volte sì, altre volte tirava qualche lancia. Qualche lancia solo. Quando venne dedicato il Tempio al Signore, si sarebbe suonata l'arpa. Quando furono ricostruite le mura di Gerusalemme, venne suonata l'arpa o la cetra. Allora il suono non è semplicemente suono, ma rievoca altri momenti significativi della storia religiosa. Dio sa anche ricostruire quando tutto crolla, quando tutto fallisce. Così quell'arpa ci ricorda che Dio fa riemergere, fa risuscitare ciò che è crollato. Lodatelo con il timpano e le danze. La danza segue il lutto. Anche nei Salmi è scritto che Egli ha mutato il lutto in danza. Significa vivere nuovi momenti nella nostra vita, una risurrezione, un cambiamento radicale. Ancora una volta l'associazione del timpano con le danze offre una immagine di gioia e di letizia. Siamo aperti alla gioia? E a volte anche ci fa paura la gioia, dice. E adesso? E invece viviamola questa gioia quando arriva, quando si fa sentire. Ecclesiaste capitolo 3 versetto 4, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare. La danza e il timpano o il tamburello si identificano un momento di felicità, di gioia, che ci deve essere nella nostra vita, e se fosse caratterizzata solo da tristezza, chiediamoci perché. Non è necessario, nessuno ce l'ha prescritto, non è prescritto dal medico che dobbiamo essere solo tristi. Dio non ci condanna ad una vita senza poter esprimere anche questi sentimenti di gioia e di danza. Allo stesso tempo Dio non ci condanna a non avere vittorie nella nostra vita, anzi ci dice che sono disponibili, basta solo vivere in relazione con Lui. Il timpano e la danza, quindi uno strumento che suona, che mette un ritmo affiancato ad un ballo, venivano eseguiti dopo una vittoria, dopo una conquista, dopo una battaglia. Allora mi sono chiesto, ma abbiamo qualche conquista fatta nella nostra vita? C'è qualche battaglia vinta? Perché se non ce n'è neanche una, è un po' triste. C'è qualcosa che ci ha portato vittoria nella nostra vita, che ha portato successo nella nostra vita. Allora il timpano e la danza ci ricordano che possiamo vivere delle vite vittoriose.
versetti 4 e 5. Lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cembali risuonanti, lodatelo con cembali squillanti. E sono tutti strumenti che evocano la gioia. In particolare i cembali risonanti riferiscono ai sacrifici che venivano eseguiti nel Tempio e quando l'arca dell'alleanza veniva spostata. Quindi due momenti, il sacrificio e l'arca che si muove. Come mai erano importanti quei sacrifici? E come mai era necessario ricordare lo spostamento dell'arca? Allora possiamo arrivare ad una definizione che conosciamo, ma è opportuno questa sera ricordarla. Con i sacrifici veniva assicurata una relazione con Dio, comunione con Dio. I sacrifici esprimevano la ricerca di perdono, cioè in qualche modo il sacrificio ti faceva capire la distanza che c'era tra te e Dio, ma nello stesso modo il modo per riunire questa rottura, riunire questa separazione, il desiderio di riconciliazione per i peccati, mantenendo un legame con Dio. Con l'arca invece dell'alleanza si rievocava la presenza di Dio tra il suo popolo, che vi era un patto di alleanza. Infine la legge, le tavole che indirizzavano ad una condotta che fosse gradito a Dio. Cioè, il Signore non ha mai lasciato le persone, il suo popolo, senza ammaestramento. Ha sempre dato delle regole, delle indicazioni, dei percorsi da fare. Allora, quando i cembali suonavano, ricordavano tutto questo, sacrificio e presenza. Mamma mia. Sono accolto da Dio attraverso il sacrificio ed è qui con me nella mia vita, in mezzo al suo popolo. Cosa vorresti di più questa sera? Qualcuno che ti accoglie per quello che sei. E così diventa una regola, diventa un ordine, che ci siano strumenti come questi all'interno del culto. Seconda Cronache 29-25, il re stabilì i Leviti nella casa del Signore, con cembali, con salteri e con cetre, secondo l'ordine di Davide, di Gad, il veggente del re, e del profeta Natan, poiché tale era il comandamento dato dal Signore per mezzo dei suoi profeti. Allora, di fatto, questi strumenti, raccogliendo un po' una sintesi, non emettevano solo suoni, ricordavano la storia, ma elevavano in lode l'intera storia dell'esperienza della nazione. Il re stabilì delle persone che si occupassero di ricordare la memoria, cena del Signore, questa memoria che ogni domenica rievochiamo. Fate questo in memoria di me. La lode non è una disciplina che può rimanere a margine della nostra vita, relegata ad alcuni momenti o forse non esserci, e se non c'è la lode significa che ci manca una relazione, è quella con Dio, perché dovremmo essere degli adoratori. Si adora in spirito e verità. Allora, se dovessimo fare delle applicazioni alla nostra comunità, saremmo esortati tutti a cantare la domenica, anche se abbiamo dei musicisti e dei cantori preparati per quel servizio. Tutti dovremmo cantare, anche quelli che non si sentono accordati. Il Signore ci chiede entusiasmo nell'adorazione e quando torneremo a casa dopo il culto, ricorderemo qualche frase di un canto che abbiamo cantato. L'ultima questione è chi deve lodare. Abbiamo parlato di un dove, abbiamo detto di un perché lodare, come lodare e adesso chi deve lodare. Versetto 6, ogni creatura che respira lodi il Signore. Ogni creatura. Nei piani di Dio
c'è ogni creatura vivente. Tutti quegli strumenti rievocano una relazione, una circostanza, una vittoria, uno stato d'animo, un cammino. Ogni creatura che respira lodi il Signore. Ogni tipo di suono caratterizza inclusività, partecipazione, condivisione. È come dire, voi siete tutti questi strumenti e quando ascoltate o suonate questo salmo, non pensate che nulla in questa orchestra sia inutile. Nulla è inutile in un'orchestra. Anche quello che suona ogni tanto, ma ogni quarto d'ora forse, il tamburo, non so se avete mai visto, però quando arriva quel suono è incredibile, mette ordine, si fa sentire tra tanti strumenti. E lo stesso è per noi, nessun suono inutile, transitorio o privo di dignità. Ogni creatura che respira è il soffio di Dio c'è nella nostra vita. Il soffio di Dio è quello che ha assicurato quel respiro, che ha dato la vita alla prima coppia. Siamo anche ad immagine di Dio e soprattutto creati per avere una relazione con Lui. E per quanto riguarda quel soffio, quel respiro, Dio ha provveduto il modo e la persona per rianimare coloro che sono senza respiro, sono senza vita, che sono perduti, lontani da Lui. Basta solo credere in Gesù, che è la via, la verità e la vita. Non a caso l'ultima parola è la vita, perché quando viene data la pacca al neonato che attiva tutto il suo sistema respiratorio e tutti gli altri organi, allora la vita è partita, è autonoma, possiamo dire, non ha più bisogno di quel legame con la madre. In qualche modo egli porta all'umanità, sto parlando di Gesù, il soffio di Dio che determina adozione, vita, speranza e adorazione. Lo ripeto, adozione, vita, speranza, adorazione. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 1, egli era nel mondo, si parla di Gesù, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. È venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Continueremo la nostra riflessione presso questa sede, ci saranno altri testi che leggeremo per interagire insieme, così siete anche invitati a venirci a trovare via Croazia 14 a Udine, ogni venerdì saremo qua. Buona serata a tutti e Dio vi benedica.